Ed è partita la prima serie dei 200 d'orso assoluti maschili. Non c'è primato del meeting in questa gara. All'esordio al meeting di Halloween, grande favorito è Gianluca Gazzola. Intanto vediamo la situazione, perché Giovanni Coan, cuffia rossa, corsia 5, ci prova a prendersi il passaggio del primo quarto di gara. 29,50 per Coan. Coan che nel 2011 è stato bronzo ai giovanili nei 400 misti, ma nel 2010 era stato sul podio ai campionati italiani di categoria estivi a Roma, proprio in questa specialità. Intanto rientra Gazzola, Gianluca Gazzola, che ha vinto ai campionati giovanili 100 e 200 d'orso, è stato argento nei 50 stile libero, bronzo nei 200 e 400 stile libero. Prende il comando della situazione, 1:00:68 di passaggio, ad un solo centesimo c'è Coan che non demorde, gli resta attaccato con Gazzola, che lo ricordiamo è stato anche primatista italiano ragazzi dei 50 d'orso. Gazzola che cambia passo in questa terza parte di gara, la più difficile nei 200 d'orso, e va a prendersi una lunghezza piena di vantaggio in sole due vasche. 1:31,36 per lui, 1:32,77 Coan, e poi si apre la gara fra Taffarello e Zampetti per la terza posizione. Zampetti che nuota in corsia numero 2, è stato medaglia di bronzo ai campionati italiani giovanili nella gara dei 200 misti. Siamo nel rush finale, senza più avversari, solo davanti a tutti per la vittoria. Il portacolori del team Veneto, Gianluca Gazzola, va a chiudere 2:02,90 davanti a Coan, 2:05,39. La sfida è vinta da Taffarello, ma meglio di lui aveva nuotato Manuel Frigo nella serie numero 2, e quindi è Manuel Frigo che va a prendersi la terza posizione. Secondo confermato Coan, e il vincitore